Bentrovati a tutti, io voglio soltanto felicitarmi con tutti gli studenti che vorranno partecipare a questo hackathon, è il primo che l'Università di Udine lancia. Voglio ricordare che hackathon deriva dalla contrazione di due parole, hack, che è un virtuosismo informatico spesso usato appunto dai famosi hacker per forzare qualche protezione informatica, e marathon, che è la maratona, quindi è una maratona basata sui virtuosismi informatici, ma in realtà il metodo è un metodo di cogenerazione sociale, cioè prendere tutta l'energia, le idee, la forza che è presente nel sociale, e mi auguro moltissima tra i giovani, perché possa esprimersi. Quindi è un processo di emergenza dal basso di idee e quindi di cogenerazione creativa. Io credo che sia una grande opportunità per tutti gli studenti dell'Università di Udine, perché sono sicuro che i loro padri vogliono per i propri figli le cose più comode, ma noi, università, vogliamo che siano uomini veri, e qui hanno la possibilità di dimostrarlo portando la loro intelligenza, la loro forza, la loro voglia di un futuro migliore.